inevitabilmente i nostri piccoli commercianti sono la storia delle nostre città, della nostra regione, e dentro i centri storici sono anche un presidio di sicurezza e di socialità, quindi insomma noi abbiamo voluto riordinare tutta la normativa del commercio prestando un'attenzione particolare al piccolo dettagliante. Ovviamente abbiamo riorganizzato anche le medie e le grandi strutture perché il Veneto ha bisogno di semplificare da una parte e di riorganizzare dall'altra, e questo disegno di legge va esattamente su questo verso. Anche ai professionisti dell'estate. Sì, questa è una richiesta che il territorio sente particolarmente e più volte mi era stata posta questa questione, e abbiamo ridotto i 30 giorni consecutivi a 15 perché ci sono situazioni dove effettivamente sono i professionisti delle sagre che non hanno nulla a che fare col territorio, con la ricaduta sul territorio o con le raccolte fondi per la parrocchia, per l'asilo, ma sono un'alternativa evidentemente non organizzata e non con le stesse caratteristiche che hanno albergatori, ristoratori, baristi. Insomma, è giusto che le regole valgano per tutti. Insomma, non può essere che una sagra duri 30 giorni consecutivi a scapito di ristoratori e baristi. Questo non era giusto, l'abbiamo finalmente sanato. Avete dato anche più poteri ai comuni? Assolutamente sì, perché insomma, io da autonomista impenitente quale sono, credo sia giusto che il comune possa identificare l'area dove insediare le medie strutture di vendita. E questo perché c'è il rischio che queste medie strutture di vendita si insedino in zone non adeguate e poi con il passare del tempo diventino grandi parchi commerciali. Allora, anche qua serve una razionalizzazione. Teniamo conto che ci sono paesi dove i grandi parchi commerciali si stanno riducendo, quindi anche qua bisogna avere una visione che sia compatibile con le esigenze del nostro territorio. Ecco, a margine di tutto questo c'è però una cosa che gli è rimasta un po' qui, che è il discorso delle domeniche no grazie. Ecco, quella è una battaglia che io ho perso, l'avevo iniziata nel 2009 assieme a Confesercenti. Io credo che non sia necessario che un commesso o una commessa lavorino il giorno di Natale, lavorino tutte le domeniche, lavorino l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno, perché la signora annoiata deve andare in bottega a cambiarsi il regalino che non le è piaciuto del moroso, per carità. Nei paesi sviluppati quanto noi, o forse anche di più, il sabato e la domenica è chiuso e non mi sembra che lì muoiono di fame o non funzioni il commercio. Tra l'altro la cosa drammatica è che io avevo un tavolo di coordinamento regionale su questo tema, avevo incontrato tutti i partiti e i vari governi che si sono succeduti negli anni e tutti mi avevano detto che erano d'accordo. E poi tutto è arrivato in commissione e in commissione si è arenato come sempre accade in questo paese, le riforme non si fanno ed è rimasto lì. Io continuo a pensare che sia però un'ingiustizia sociale.